nel cornetto e vediamo se loro sono onesti, perché ho trovato. Pronto? Chi è, la signora Nunzia? No, ho sbagliato. Ah, ma prima era il numero della signora Nunzia questo qua? Penso di sì, perché mi chiamano tutti chiedendo della signora Nunzia, ma... Io infatti chiamo proprio per questo, io chiamo dalle Eh. pagine bianche, dobbiamo cercare di risolvere questo contenzioso. problema. Sì. Lo dico anche nel suo interesse, signora, infatti. signorina, anche perché innanzitutto non sta bene che alle 8:53 io la disturbi, altre persone la chiamino, viviamo già un'esistenza già difficile, soprattutto usurpata dalla questione che, come lei ben sa, i numeri fissi vengono ormai adoperati solamente da persone che provano a venderci qualcosa, da persone che vogliono farci cambiare gestore telefonico, quindi questa cosa non va bene. A tal proposito le rubo solo un minuto. Lei è l'intestataria della linea telefonica? No. Dovrebbe cortesemente dire a chi è suo marito, suo padre, non lo so. Mio mi dica. marito. Perfetto, potrebbe segnare un attimo questi codici? Prenda un attimino carta e penna. Abbia pazienza, così ci togliamo il pensiero, Grazie per l'attenzione, così io non la richiamerò più e lei non avrà più problemi. È No, gentile. in effetti spesso mi chiamano. Lo so signora, io sono qui proprio per questo, perché onestamente se lei sapesse, mi perdoni, mi conceda la parola poco felice nell'italiano, i casini che ha creato la linea telefonica vecchia. Da quanti anni, se le posso chiedere, non c'è più intestazione della signora Nunzia? 5 anni più o meno. Ho capito. Anche perché le dico la verità, posso essere molto franco con lei? La signora Nunzia si occupava della professione quella più antica del mondo. Oh mamma mia. Sì. Allora giustamente, quando io praticamente vado a chiamare, chiamano uomini solitamente che vogliono la signora Nunzia. No, non sempre. È perché quella signora Nunzia fu una delle prime che si dava anche alle donne. Quindi pensare un pochettino. Vabbè, comunque, potete segnare? Ditemi. Y Poi? 10 Poi? da capo, C di Cosenza. Ma io poi che devo fare con questi codici? Lei poi le dà il numero di telefono che una voce automatica le risponde e lei li detterà con lo statutino che io adesso le vado a dettare. Ma questa cosa non si può fare da vicino? Lei non ha un'email dove le posso scrivere tutto? No, Ho se capito. puoi richiamare più tardi, perché adesso guardi. Va bene, sento che ci sono anche dei bambini. Mi Un attimo solo. Prego. Sono un po' in ritardo. No, ma di quanti giorni, signora? Mi prende la pillola? Pronto? Secondo te si è pigliato collo?